Ben ritrovati, una notizia appena giunta in redazione. Il Tribunale del Riesame di Palermo ha ordinato la restituzione dei beni sequestrati all'ex commissario dell'Istituto Zooprofilattico Salvatore Seminari e ai dirigenti dell'Istituto Daniela Costantino e Gioacchino Basile, coinvolti nell'inchiesta su una presunta truffa all'Istituto, che sono indagati per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione di erogazioni a danni dello Stato. Bene, è tutto per questa edizione. Vi lascio a Barzellette e Insieme Show. Una buona serata con la programmazione di Antenna Sicilia. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta. Al TG Sicilia, vediamo insieme i principali titoli. Arrestato il comando di Piazza Montana a quasi 3 settimane dall'agguato nel quartiere catanese di San Giovanni Galermo, in cui rimasero feriti 3 minorenni. Arriva la svolta: 5 arresti per tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso. Un sesto indagato ai domiciliari è accusato di favoreggiamento. Anche oggi sarà una giornata da bollino rosso a Palermo e Catania, con il consiglio di non uscire nelle ore più calde. Da giovedì sera le temperature saranno in calo e intanto continuano i temporali di calore con grandinate pomeridiane in diverse province siciliane. Accoltellato per una pizza, imprenditore a Reggio Emilia per l'assassino di Raffaele Stipa, originario di Capo d'Orlando, ucciso a coltellate da un cliente che voleva mangiare gratis. Ferita la sorella della vittima, al vaglio anche la pista della premeditazione. Assenteisti al Comune di Palermo e alla Reset, la società partecipata dei giardinieri. 14 indagati timbravano ingresso e uscita grazie a colleghi compiacenti e andavano per negozi. Emergenza idrica infinita nell'Agrigentino. Un guasto all'acquedotto interrompe la fornitura in diversi comuni della provincia. Potenziato il servizio autobotti per limitare i disagi che interessano anche l'ospedale di Canicattì. A Catania partiti i lavori di riqualificazione della zona industriale, un maxi intervento da 50 milioni per mettere in sicurezza la viabilità e rilanciare lo sviluppo del polo produttivo. Calcio al via il calciomercato estivo. Il Palermo accelera, già ufficiale Estevez. Il Catania riparte da Longo e varrà poi via alla costruzione di una squadra più giovane e offensiva con diversi obiettivi in arrivo dal Crotone. Calcio al 5, sconfitta amara per Meta Catania. Il Torino espugna il palazzetto etneo con un combattuto 4-3 e conquista lo scudetto di calcio a 5 dopo 27 anni, strappando il titolo alla società catanese. Bentrovati, buongiorno. Dunque c'è una svolta sulle indagini dell'agguato di Piazza Montana, un comando composto da 6 persone che aveva sparato in piazza San Giovanni Galermo a Catania. Adesso la polizia ha arrestato 5 persone, un sesto invece è indagato per favoreggiamento ed è ai domiciliari. Sentiamo Orazio Longo. Erano le 23:49 dello scorso 11 giugno quando a San Giovanni Galermo a Catania agenti di polizia intervenivano per la segnalazione di esplosione di colpi di arma da fuoco. Poco dopo i sanitari del Policlinico riferivano che si erano presentati 3 soggetti di minore età feriti in diversi punti del corpo, di cui uno in condizioni più gravi. Negli stessi momenti una gazzella dei carabinieri intercettava in via San Paolo a Gravina 3 scooter con targhe occultate con a bordo ciascuno 2 persone travisate con passamontagna. Dopo l'inseguimento con uno dei motoveicoli e 2
durante la fuga il passeggero si disfaceva, lanciandola in un terreno, di una pistola calibro 921 con colpo in canna. Adesso la polizia, su disposizione della procura, ha dato esecuzione a un provvedimento di fermo nei confronti di 5 soggetti ritenuti gravemente indiziati dei delitti di tentato omicidio, porto abusivo di armi e munizioni, aggravati dall'articolo 416 bis per avere commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione mafiosa denominata Clan Cappello Bonaccorsi. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell'area veniva ricostruita la dinamica dei fatti, individuando un comando armato composto da 6 persone su 3 motocicli che in prossimità della piazza aveva iniziato a sparare. Alla base del conflitto vi sarebbe stata una fibrillazione interna a 2 diverse componenti del clan per motivi non ancora chiariti. Rinvenuta sul comodino presso l'abitazione a Catania di uno dei destinatari di fermo una pistola calibro 6,35 oggetto di furto, munita di caricatore con 5 cartucce. E continua il grande caldo in Sicilia, bollino rosso anche oggi per Catania e Palermo. La Protezione Civile regionale ha pubblicato l'avviso per rischio di ondate di calore con massima percepita che arriverà ai 36 gradi. Allerta arancione e pericolosità bassa per quanto riguarda il rischio incendi. Marco Gullà. Antonio, fa caldo. È come se fa caldo e infatti anche per oggi Palermo e Catania sono da bollino rosso. A rendere il caldo particolarmente insidioso è la combinazione di picchi termici con alti tassi di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Qui siamo a Palermo, a mezzogiorno si sono toccati anche i 37 gradi. Come si può fronteggiare questo caldo? Caldo, bere tanta acqua, sventolarsi, mangiare una granita. Che caldo fa, Palermo! Attenzione però perché il grande caldo genererà dei temporali accompagnati da frequente attività elettrica che potrebbero interessare le zone interne tra il Palermitano e l'Agrigentino, il Nisseno, le Madonie e i Nebrodi. Ma c'è una buona notizia, il caldo afoso dovrebbe abbandonare l'isola entro qualche giorno. Questo clima afoso ci accompagnerà fino alla giornata di giovedì 2 luglio. Poi dalla serata di giovedì è atteso un cambiamento perché un rinforzo della corrente a getto polare sull'Atlantico farà arrivare dell'aria un po' più fresca in quota sopra questo serbatoio di aria calda che si è formato in questi giorni e si è accumulato in questi giorni soprattutto sui mari, sulle nostre aree pianeggianti. E oltre a causare un calo delle temperature originerà anche dell'instabilità atmosferica. Intanto, in attesa dell'aria fresca, si ricorre a qualsiasi metodo pur di non sudare. It's very hot here. Grazie. Killer del pizzaiolo di origini siciliane ucciso a Reggio Emilia. Si tratterebbe di un italiano di 42 anni con problemi di tossicodipendenza. Gli inquirenti valutano anche l'ipotesi della premeditazione. Sentiamo Orazio Longo. Una fiaccolata davanti alla pizzeria e decine di messaggi e mazzi di fiori per ricordare Raffaele Stipa, il pizzaiolo 67enne ucciso a Reggio Emilia, cordoglio di tutta la comunità del quartiere per l'uomo, originario di Capodorlando nel Messinese, che da 20 anni gestiva il locale Yogi nella zona sud della città emiliana. Una bravissima persona, lo ricordano in molti, una gentilezza che andava oltre, siamo tutti scossi. Sotto shock è stata dimessa dall'ospedale con una prognosi di 20 giorni la sorella che nella colluttazione aveva tentato di difendere il fratello, mentre la polizia ha arrestato l'uomo che si ritiene essere il killer. Si tratterebbe di un cliente abituale, un italiano di 42 anni che avrebbe problemi di tossicodipendenza. In casa dei suoi genitori, dove l'uomo è stato rintracciato dopo essere fuggito, sono stati trovati i vestiti che gli inquirenti ritengono presumibilmente indossati durante l'omicidio ed è stato sequestrato un coltello che si pensa possa essere l'arma del delitto. Sono in corso gli accertamenti della scientifica al vaglio degli inquirenti, l'ipotesi della premeditazione. Secondo il procuratore capo Calogero Paci, il presunto movente sarebbe legato a un fatto avvenuto alcune ore prima. Un amico dell'aggressore sarebbe andato a chiedere 3 pizze senza pagare, ma ci sarebbe stato il diniego della sorella visto che avevano altri debiti per pizze non pagate. Non si sa cosa sia scattato nella mente dell'indagato, ma da quanto ricostruito dalle telecamere interne del locale, l'uomo sarebbe entrato diretto per uccidere la vittima, facendo irruzione dietro al bancone e colpendolo con un coltello.
Emergenza idrica senza fine nell'Agrigentino, un guasto all'acquedotto interrompe la fornitura in diversi comuni della provincia di Agrigento, potenziato il servizio di autobotti, ma sentiamo tutti i dettagli sulla situazione, sull'emergenza da Davide Sardo. Ancora emergenza idrica nell'Agrigentino. Un improvviso guasto all'acquedotto Tre Sorgenti lungo la statale 189 nei pressi del bivio per Grotte ha costretto AICA a interrompere la distribuzione dell'acqua in diversi comuni della provincia per consentire i lavori di riparazione. Per fronteggiare i disagi è stato rafforzato il servizio sostitutivo con autobotti, indispensabile per garantire la fornitura d'acqua alle utenze più esposte. Grazie agli autobottisti noi riusciamo ad andare avanti, ma non è la regola. La regola è che ci sia una fornitura continua, costante. Quella dell'autobot è una situazione temporanea, è una situazione di emergenza. Noi chiediamo e pretendiamo che la situazione venga regolarizzata, che si torni, anzi si inizi a vivere in una realtà, in un paese civile, dove quello che ci è dovuto ci deve essere dato, senza discussioni. Il disservizio interessa anche l'ospedale di Canicattì, dove la situazione viene monitorata con particolare attenzione. Il nuovo stop arriva in un momento già delicato per il territorio. La carenza d'acqua continua infatti a pesare sulle famiglie, ma soprattutto sulle attività commerciali e produttive. La cosa che mi preme di più vedere un artigiano, un pasticcere, quando la mattina apre la saracinesca e manca l'acqua, è un grandissimo disagio, quindi una mancanza di introito alla propria azienda. Con il caldo e consumi in aumento cresce la richiesta di soluzioni rapide e interventi definitivi per superare un'emergenza che da troppo tempo mette in difficoltà cittadini e imprese. A Palermo scoperti nuovi furbetti del cartellino colleghi compiacenti. Grazie all'aiuto appunto di colleghi compiacenti timbravano l'ingresso e l'uscita e andavano poi per negozi o addirittura, pensate, a pesca. Sono gli assenteisti del Comune di Palermo e della Reset, società partecipata dei giardinieri. Ci sono 14 indagati. Andiamo avanti. Il fortissimo terremoto che ha colpito il Venezuela fa riemergere la domanda sulla capacità della Sicilia, soprattutto nella zona orientale dell'isola, più soggetta appunto al rischio di terremoti, di fronteggiare un evento di tale portata. Lo abbiamo chiesto al direttore della Protezione Civile siciliana, Salvo Cocina. L'intervista è di Adelaide Barbagallo. Questa è una terra sismica, non è il terremoto che fa i morti, ma sono le case che crollano e diventano purtroppo, come abbiamo visto in Venezuela, le tombe per le persone che restano sepolte sotto. Si è fatto tantissimo negli ultimi 30 anni. Il problema è che sono gocce in un mare. E fa bisogno per mettere in sicurezza tutti gli edifici a rischio. Nella Sicilia orientale si parla di centinaia di migliaia di edifici a rischio, ammonta a decine e decine di miliardi, chiaramente incompatibili con le risorse economiche. Non possiamo prevedere data e ora dei terremoti, località, però sappiamo che un terremoto succederà, per cui nei prossimi 50 anni c'è ad esempio una buona probabilità. Quando dico buona probabilità dico già il 10% di probabilità che si verifichi un terremoto con un'accelerazione molto forte in quest'area. A Catania partiti i lavori di riqualificazione della zona industriale, un maxi intervento da 50 milioni di euro che punta a rilanciare lo sviluppo industriale e mettere in sicurezza la viabilità del polo. Vediamo. Strade al buio, dissestate, con una condizione marciapiedi assolutamente impraticabile. Il verde abbandonato, stiamo provando invece adesso a ripartire. Ripartire dalla zona industriale di Catania. Dopo anni di attese e inefficienze hanno preso ufficialmente il via i lavori di scarificazione che segnano l'apertura di un maxi cantiere da 50 milioni di euro, finanziato dalla Regione Siciliana e fortemente voluto dall'amministrazione comunale. Le prime opere riguarderanno il rifacimento della pavimentazione stradale, un intervento considerato prioritario per garantire maggiore sicurezza alle migliaia di lavoratori e di mezzi pesanti che ogni giorno attraversano una delle arterie produttive più importanti dell'isola.
Una delle prime intenzioni era quella di realizzare la linea industriale che permette la canalizzazione dei reflui, ma non avremmo mai eseguito i lavori entro il termine del 31 dicembre 2027. Quindi, considerando che un'altra priorità era la sicurezza dei lavoratori in una condizione di assoluta fatiscenza e degrado di tutta la pavimentazione stradale, abbiamo ritenuto fosse urgente intervenire su di essa. Dirottare fondi sulla riqualificazione della rete viaria senza però abbandonare il progetto ambientale, considerata un'infrastruttura non più rinviabile, ha garantito il sindaco trantino. Intanto il maxi cantiere prevede il rifacimento integrale di circa 50 strade, la ricostruzione dei marciapiedi, l'adeguamento dei sistemi di drenaggio e l'installazione di una moderna rete di illuminazione pubblica LED. È un momento grandemente significativo, perché non solo rilancia la nostra zona industriale, diventa ancora più attrattiva perché ci sono sempre più aziende che chiedono di insediarsi a Catania. La multinazionale del farmaco, Pfizer, ha annunciato lo stop all'attività nel sito etneo in maniera definitiva di 2 linee di produzione relative al comparto di penicillina. Per i sindacati questo comporta un esubero strutturale di poco più di 300 dipendenti. La Pfizer presenterà un piano di mitigazione al Ministero, ossia proposte per minimizzare al massimo l'impatto occupazionale, ma l'azienda ha parlato anche della cessione del sito, rivelando che è un'opzione ma non è scontata. I sindacati chiedono l'intervento urgente del governo. Andiamo a Lampedusa, perché Lampedusa si prepara per accogliere Papa Leone XIV. Il pontefice arriverà nell'isola sabato. Imponente la macchina organizzativa, collegamenti in diretta e servizi nei nostri telegiornali. Adelaide Barbagallo. Mentre Lampedusa continua ad accogliere migranti, nell'isola vengono completate le ultime opere per l'arrivo sabato di Papa Leone XIV. Tutte sold out le strutture ricettive. Temporaneamente è stato aperto lo scalo di Cala Pisana. Davanti la maggiore delle isole Pelagie arriveranno le navi militari per trasferire e far alloggiare quasi 100 sanitari e 250 operatori della protezione civile. La San Giusto della Marina garantirà la sistemazione, visto che a Lampedusa non ci sono più posti in alberghi e B&B, agli addetti della macchina organizzativa. Attesi centinaia di operatori dell'informazione. A Lampedusa saremo presenti anche noi per documentare durante i telegiornali la storica visita di Leone XIV, che avviene 13 anni dopo quella di Papa Francesco. Altamente simbolico il posizionare sull'altare, dove sarà celebrata la messa, la Madonna di Portosalvo, patrona di Lampedusa e simbolo di amicizia tra i popoli. Nelle immagini vediamo la grande festa che ogni anno i lampedusani le dedicano. Il Papa, per ragioni di sicurezza, non potrà visitarne il santuario, una grotta che è divisa a metà. Da un lato c'è l'effigie cristiana della Madonna, dall'altro l'oratorio musulmano dedicato a un santuomo sufita, segno che il dialogo interreligioso nell'isola è sempre esistito, testimonianza in un mondo dilaniato dalle guerre che può esserci serena convivenza tra popoli di diverse religioni. Leone XIV arriverà sabato alle 9. Il pontefice toccherà i luoghi simbolo dell'isola, il cimitero per ricordare le vittime del mare, la Porta d'Europa, monumento simbolo delle migrazioni, il Molo Favaloro che sarà intitolato a Papa Francesco. La mattinata si concluderà con la messa, al termine della quale Papa Leone ripartirà per fare rientro in Vaticano. Periferie protagoniste a Catania, festa inclusiva e di comunità a Librino, trasporto, cultura, musica, esibizioni e laboratori creativi. Tonino De Mano. Sport, cultura, musica, esibizioni e laboratori creativi. Una grande festa di comunità al grido tutti per uno, nessuno escluso. Periferie protagoniste a Catania e nella fattispecie a Librino, teatro all'aperto di una manifestazione nazionale che ha visto impegnate associazioni e società sportive del territorio. Piazzale dell'Elefante sul viale Bummacaro trasformato in un gigantesco palcoscenico dove ognuno, nonostante il gran caldo, ha avuto la possibilità di mettersi in mostra esibendo il proprio talento. Dal kung fu alla difesa personale, dalla danza a numerose altre discipline. Lo sport è stato protagonista con attività aperte a tutte le età e a tutte le abilità. La manifestazione, aperta con gli sbandieratori Leoni Reali, ha coinvolto attivamente persone con disabilità, atleti paralimpici, over 65, famiglie in difficoltà e donne vittime di violenza. Adesso ci fermiamo per una pausa, torniamo tra poco con lo sport.
Ritorniamo in studio con lo sport. Sono attese nelle prossime ore in casa Catania le ufficializzazioni prima del direttore sportivo Varrà e poi dell'allenatore Longo. Da oggi parte il calcio mercato. Sergio Colosi. Da oggi sino alle ore 20 di martedì 1 settembre prende il via la sessione estiva di calciomercato dedicata alla Serie C. Il Catania è pronto ad ufficializzare i nuovi vertici tecnici. Il primo sarà il direttore sportivo Fortunato Varrà, ex Napoli, che da tempo lavora alla costruzione del Catania e dovrebbe legarsi al club di Pelligra con un accordo biennale. Al secondo punto dell'agenda rossazzurra c'è Emilio Longo, che sottoscriverà un contratto di 2 anni con opzione del terzo in base ai risultati ottenuti. Completata questa fase, spazio al calciomercato secondo il modulo tattico del 4-3-3 e in alternativa del 4-2-3-1. Il passaggio dal precedente 3-5-2 di Toscano comporterà sacrifici e inevitabili cessioni. Il nuovo Catania sarà più giovane, dinamico e offensivo. Tra le varie trattative, Longo potrebbe convincere qualche calciatore del Crotone a seguirlo, anche se non mancheranno le resistenze rossoblu, in quanto prospetti molto interessanti per la categoria. Si tratta del centrocampista brasiliano Vinícius Negro Di Stefano, 23 anni dal 2023 in Calabria, con 72 presenze e 5 gol, dell'attaccante Antonino Musso, 26enne, prelevato dalla Torres e autore di 9 reti nello scorso campionato, e dell'esterno offensivo Marco Zunno, 25 anni, veterano in Serie C a dispetto dell'età, con precedenti esperienze a Novara, Fiorenzuola, Piacenza, Messina e Foggia. Calcio al 5, sfuma il sogno scudetto della Meta Catania. Gli etnei battuti 4-3 dal Torino al termine di una partita al Cardiopalma. 5.000 gli spettatori sugli spalti, come ci racconta Tonino De Mana. Nel caldo da girone dantesco del Pala Catania, gremito da 5.000 persone senza aria condizionata, la fiammata vincente è di Maxi Rescia. Nonostante la serata rovente, il gol del 4-3 gela la Meta Catania, consentendo al Torino di conquistare dopo 27 anni lo scudetto di calcio a 5, scucendolo proprio dalle maglie dei rossazzurri. Al primo affondo gli ospiti sbloccano il risultato, Liberti scappa via Pulvirenti e serve sul secondo palo Wander Salas, che deve soltanto appoggiare in rete. La Meta fatica a trovare il ritmo giusto, ma il pressing di Pulvirenti consente a Podda di scaricare in rete il pallone dell'1-1. L'equilibrio dura soltanto 33 secondi, De Oliveira verticalizza, Maurino Schochet da posizione defilata firma il nuovo sorpasso. A 6:37 dal duplice fischio arriva il tris con il sanguinoso errore di Pedro Sichera che consente a Fortini di segnare a porta vuota e l'1-3. Sussulto d'orgoglio per la Meta, una sassata di Podda scuote la traversa, il tapin vincente è del solito Pulvirenti che accorcia le distanze. La ripresa si apre con la Meta in avanti e con i legni che negano il pari agli etnei. Il 3-3 però arriva sul rigore, procurato da Turmena e realizzato dallo stesso giocatore. Sul più bello e nell'inferno del Pala Catania arriva il gol del definitivo 4-3 di un Maxi Rescia stremato, ma che trova il guizzo giusto per appoggiare in rete. Nel post gara il rammarico del tecnico Juanra e di Capitan Musumeci. Ho avuto opportunità lì a pareggiare, ma bueno, credo che sul 3-3 dovevamo già avere segnato e bueno, peccato, ci sono tante opportunità perse, ma bueno, con la testa alta dello sforzo che hanno fatto i ragazzi. Cosa è mancato stasera? Loro ci hanno messo in grossa difficoltà, lo sapevamo, probabilmente siamo stati anche un po' sfortunati. Per la Meta Catania cala il sipario su una stagione comunque esaltante con le vittorie della Coppa della Divisione e della Coppa Italia. Bene, questo era l'ultimo servizio, io adesso vi lascio alla rassegna stampa a cura della collega Lorena Dolci. Prossimo appuntamento con l'informazione su Antenna Sicilia alle 13:30. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata. Arrivederci. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.